La giornata di Renzi in Veneto ha avuto anche alcuni risvolti veneziani, incontri ricchi di promesse e pure di contestazioni. Scuola, lavoro e sviluppo delle infrastrutture, queste alcune realtà e problematiche del territorio veneziano sottoposte a Renzi e al ministro dell'istruzione Stefania Giannini. All'arrivo alla Media Coletti di Treviso i due hanno incontrato la protesta dei genitori sull'appalto delle pulizie negli edifici scolastici. Sì, abbiamo parlato col Presidente, poi c'era anche il Ministro Poletti e la Ministra Giannini. Non si è parlato soltanto della manutenzione delle scuole su cui si è già impegnato il governo Renzi, ma anche abbiamo la certezza che le decisioni saranno prese per risolvere il problema delle pulizie. I genitori, ad esempio quelli della scuola Grimani di Marghera, sperano che le promesse del governo diventino realtà. Oggi dovrebbe esserci un provvedimento in discussione al Senato e altrimenti, se questa cosa non passerà, ci sarà un decreto legge del Consiglio dei Ministri, che sarà una delle urgenze che comunque affronteranno a breve. E siete soddisfatti di questa risposta? Assolutamente sì, se questa cosa si concretizza. Lavoro, la delusione è stata palpabile. Né Renzi né il ministro del lavoro Poletti, anch'egli presente a Treviso, hanno incontrato i dipendenti Electrolux e nemmeno quelli della Ditec di Quarto d'Altino, la cui proprietà, anche questa svedese, da settembre ha messo in cassa integrazione i 57 lavoratori. La RSU sono però riuscite a fare avere al Premier una loro lettera dal sindaco di Roncade, Rubinato. Il lavoro è la cosa più importante, la dignità di una persona, dell'uomo e di un paese, quindi lui deve fare in qualsiasi maniera far ritornare gli imprenditori in Italia e gli investitori stranieri. Infrastrutture. Renzi è atterrato e ripartito dal Canova di Treviso. Il presidente della SAVE e di AR3 gli ha chiesto attenzione agli aeroporti del nord-est. Noi siamo stati come settore l'ultimo tra i settori regolati ad avere un contratto di programma, quindi mi sono raccomandato attenzione perché gli aeroporti sono una risorsa molto importante per lo sviluppo del paese e di questo abbiamo parlato. Marchi, Bergamo, Agostini e i genitori. Un po' tutti sembrano condividere di Renzi analisi e diagnosi dei problemi di cui soffre il nord-est. Ora tutti ne attendono la soluzione.